Giro di vite contro la prostituzione nel centro abitato di Mogliano Veneto. I blitz continui della polizia locale stanno raggiungendo l'obiettivo grazie al continuo pattugliamento notturno attivato da quest'estate. I controlli serrati sono stati effettuati da una o due pattuglie in diversi orari della notte, in modo da sfruttare il fattore sorpresa, soprattutto per scoraggiare l'esercizio della prostituzione nella zona più centrale del Terraglio, a 2 passi dal centro di Mogliano. I pattugliamenti ad oggi ammontano a 5, ma continueranno fino alla fine di settembre. Dai controlli sono state identificate una sessantina di prostitute che risultano essere per lo più romene e ungheresi, con età media piuttosto bassa, compresa tra i 21 anni e i 26. In 4 casi sono state elevate le sanzioni massime, pari a 500 euro, previste dal regolamento sulla prostituzione, con 2 verbali a carico di clienti e di 2 prostitute, cui sono stati contestati la contrattazione di prestazioni o addirittura la prestazione in atto. La polizia locale ha inoltre effettuato 90 controlli di polizia stradale, identificando un centinaio di conducenti e numerosi passeggeri. Di questi nessuno è stato trovato in stato di ebbrezza.